camminare, correre o pedalare lungo un sentiero e nel frattempo guardarsi bene intorno e raccogliere tutti i rifiuti abbandonati che si incontrano. Vuol dire questo fare plogging, la parola nata dalla fusione dall'inglese running, correre, e dello svedese plocka upp, ovvero raccogliere, una disciplina sportiva a tutti gli effetti che per la prima volta attraversa l'Italia con un giro a tappe partito da Trieste, destinazione Sicilia, e che vede l'unico passaggio in Liguria in occasione della 18ª tappa domenica 22 maggio a Chiavari. È un Giro d'Italia un po' particolare, come quello del ciclismo, attraversa tutto lo stivale, però questo qui diciamo è un giro di volontariato, quindi non ci sono vincitori, siamo tutti vincitori alla fine, ci occupiamo di ambiente e nello specifico di raccogliere i rifiuti che incontriamo lungo il percorso che facciamo. Nelle tappe finora percorse sono stati decine e decine partecipanti che, vestiti di pettorina gialla, armati di raccoglitori, guanti e sacchetti, hanno raccolto materiale abbandonato di tutti i tipi. Ogni volta a riservare sorprese non sono solo purtroppo le bellezze naturali. Noi abbiamo incontrato veramente ogni tipo di rifiuto che possa venire in mente e noi di solito facciamo delle puntate di raccolta o su sentiero o su spiaggia e veramente ci è capitato di tutto. Domenica l'appuntamento è alle 9:30 al Parco Renzi, alla foce dell'Entella. In questi giorni si raccolgono le adesioni, si può farlo sia sulla pagina Facebook del gruppo Puliamo Sentieri, la mail puliamosentieri@gmail.com o inquadrando il codice QR che è già presente nei cartelli che sono stati messi lungo quello che sarà il circuito di gara. Il percorso sarà ad anello lungo 6 km, attraverseremo tutti gli ambienti che Chiavari offre, praticamente lungo fiume, sentieri in mezzo agli uliveti e poi scendiamo in Corso Millo per arrivare sul lungomare e ritrovarci alla tappa iniziale. Che cosa servirà per questa giornata? Noi penseremo sia a portare guanti che pinze telescopiche che sacchetti, l'unica cosa che dovete portare voi è un sacco di entusiasmo e niente, al resto penseremo noi.